Salve a tutti, parliamo anche oggi di Riviera del Brenta e dei problemi che esistono nella Riviera legati al maltempo, agli allagamenti, sono problemi seri e ne parliamo con il comitato Brenta Sicuro e con il suo presidente che è Marino Zamboni. Grazie Marino Zamboni di essere qui con noi. Allora, ci sono dei problemi, sono problemi che sono emersi in particolare attraverso un'indagine. Certo. Beh, tutto è partito nel 2003. La Protezione Civile di Campolongo Maggiore ha voluto fare delle indagini su quello che era la riva dei fiumi di competenza di Campolongo, quindi riva destra più sinistra circa 9 km. La Protezione Civile con questa prima indagine nel 2003 ha appurato che il 15% di questo territorio era franato all'interno del fiume. Questa indagine poi è stata ripetuta a distanza di 8 anni, nel 2011, e le frane rappresentavano quasi il 50% delle rive. Questo cosa significa? Che la situazione sta degradando e velocemente e noi vogliamo che questo aspetto sia all'attenzione di quella che è la Regione attraverso il Genio Civile. E questo significa che il Consorzio di Bonifica non interviene allora? Sì, la competenza del Genio Civile per quanto riguarda il fiume Brenta, di grandi fiumi diciamo. Come i consorzi fa riferimento certo sempre alla Regione, e quindi la Regione stanzia i soldi perché vengano fatti i lavori di manutenzione. Ma la Regione è stata impegnata, lo sappiamo, in zone ben più difficili dove il maltempo si è abbattuto in modo inclemente, la zona del Bacchiglione, certo, eccetera, e quindi ha trascurato un pochino forse la Riviera del Brenta. Però è importante fare una mappa e questo è il ruolo un po' che si è preso la vostra associazione, fare una mappa dei possibili punti critici, no? E voi a questo proposito partirete con un'iniziativa. Sì, noi certamente ci siamo dedicati, abbiamo detto nei giorni scorsi, all'idrovia perché rappresenta un tema importante, però abbiamo detto che la manutenzione dei fiumi, delle rive, è comunque un tema fondamentale e che dovremo trovarci sempre. Una volta risolto il problema idroviario, lì avremo risolto una certa quantità di problemi. Però noi vogliamo tornare sulle rive e la nostra prossima iniziativa è quella di dedicarci simbolicamente alla frana più importante di ogni comune, quindi andare con il sindaco in questo posto, fotografare, filmare e presentare la criticità all'ente di competenza, quindi il Genio Civile, perché provveda alla manutenzione e alla sistemazione di questi punti critici. E su questo noi faremo pressione, nel senso che poi presenteremo anche tutta questa documentazione alla Regione e chiederemo delle risposte, perché ci stiamo abituando con i politici non ad avere promesse, ma avere delle risposte concrete. E crediamo che questo sia fondamentale, certo, proprio nei confronti dei cittadini. Ma voi con i sindaci in particolare avete intenzione di fare una specie di sit-in itinerante, no? Esatto, cioè, per ogni comune noi troviamo questo punto critico, lì portiamo il sindaco, se poi vorrà invitare i suoi colleghi sindaci confinanti lo farà, con noi ci saranno gli altri comitati, certamente c'è Legambiente, Veneto, abbiamo coinvolto anche la Legambiente, c'è un comitato di Selvazzano che ci aiuta in questo senso e noi poi andremo a trovare loro per questa iniziativa che stanno già prendendo. Ovviamente inviterete i giornalisti che saranno presenti, certo, nell'individuare il punto critico. Quanti punti critici avete individuato? Beh, diciamo che i comuni che abbiamo identificato sono 7 fino a questo momento e contiamo di farli all'inizio qui di luglio e poi ci sposteremo a settembre con i successivi, perché crediamo che agosto diventi un momento un pochino difficile, certo, per trovare giornalisti, sindaci, comitati. Bene, quindi a tutti coloro che hanno dei problemi legati agli allagamenti, soprattutto le case che si trovano lungo la riviera, che spesso lamentano infiltrazioni nelle cantine, nei garage, eccetera, beh, allora questo è un momento per appoggiare il comitato. Certo, segnalare anche queste criticità. E segnalare. Fatelo pure a Televenezia, attraverso anche la nostra pagina Facebook, anche la loro pagina Facebook, e attraverso il Popolo della Rete forse riusciremo, no, ad aumentare anche questo movimento, certo, per focalizzare, puntare i riflettori sui problemi della riviera. Certo. Grazie Marino Zamboni, grazie, e grazie a tutti voi per averci seguito. Arrivederci.